Veneto è un modello in Italia per quello che riguarda la capacità di sviluppare delle politiche tese a finanziare tutte quelle che sono le capacità legate all'alternanza scuola e lavoro. Andiamo a scoprire il perché. Potrei dire 3 caratteristiche che rendono l'alternanza scuola-lavoro in Veneto qualcosa di veramente innovativo e può essere un modello. La prima è che noi abbiamo sottoscritto un protocollo con tutte le parti sociali, cioè tutto il sindacato senza esclusione, tutti i datori di lavoro, il terzo settore, il mondo della cultura, anche quello pubblico, perché riteniamo che l'alternanza sia veramente un'esigenza che proviene dal territorio. La seconda è che abbiamo spinto l'alternanza anche quando qualcuno non ci aveva creduto molto. La retromarcia dello scorso governo da noi ha trovato invece un convincimento maggiore, cioè noi abbiamo continuato a dire finanziamo tutto quello che possiamo come regione, scuole non mollate perché è importante, quindi ci abbiamo creduto. La terza ragione è che il modello innovativo prevede anche che l'alternanza sia possibile per i docenti, cioè i docenti che volessero fare percorsi, che vogliono fare percorsi di alternanza scuola-lavoro avranno da parte nostra un sostegno da parte della regione che finanzierà questa progettualità e da parte loro ovviamente la dimostrazione che è una scuola che crede realmente che l'alternanza non sia solo qualcosa che devono fare i ragazzi, ma che sia un modello di innovazione della didattica. In più si è aggiunto negli ultimi anni l'esperienza degli studi tecnici superiori, Veneto direi che è un'eccellenza, lo dimostrano anche i risultati che sono emersi dalla valutazione a livello nazionale che è indipendente. Questo perché abbiamo fatto una scelta di ammettere a capo delle fondazioni ITS un imprenditore, quindi il collegamento è ovviamente proprio alla base, con percorsi molto specializzati, con dei giovani che escono e che sono occupati prima ancora di terminare il biennio. Abbiamo tassi di occupazione che sono superiori al 90%, ma oltre alla percentuale di occupazione che è importante, ma sempre un dato quantitativo, quello che poi conta in maniera tanto importante è il fatto di avere un livello qualitativo molto alto. Escono dei giovani specializzati, hanno studiato qualcosa che poi è quello che serve a loro e all'azienda, quindi l'inserimento proficuo sia per loro come soddisfazione personale, sia per l'azienda che hanno dei giovani che sono inseriti ad altissima specializzazione. E il Veneto eccelle, io da quando guido questo assessorato e ormai sono diversi anni, quindi abbiamo visto anche tanti cambiamenti, cambiamento della società, cambiamento della politica perché un ministro dietro l'altro, però noi abbiamo voluto tenere il punto e il punto prevede una scuola molto inserita nel territorio e dovrà essere sempre di più. Quando il Veneto parla di autonomia nell'ambito dell'istruzione vuole rendere più efficiente questo sistema, a partire dall'organizzazione della scuola, del reclutamento dei docenti e dalla messa in ruolo, perché una scuola zoppicante che ad ottobre non ha ancora gli insegnanti è una scuola che è un fallimento. Da molti anni la Regione finanzia e sviluppa interventi di alternanza scuola-lavoro, quindi di un collegamento molto stretto tra quello che si fa nelle imprese e quello che si fa a scuola, e abbiamo anche previsto le sperimentazioni non solo per mandare gli studenti in azienda ma anche per favorire la partecipazione dei docenti in azienda con delle sperimentazioni. Una scuola dentro il territorio vuol dire che risponde alle esigenze di questo territorio. Quando un settore molto dinamico come quello della meccanica elettronica del Veneto mi dice abbiamo bisogno di super tecnici, noi immediatamente abbiamo risposto con gli ITS della meccatronica che dà il 100% di occupati. Vale così per il turismo, Regione Veneto prima regione in Italia per numero di turisti e presenze, per anche diversificazione dell'intero contesto, e loro ci hanno chiesto super tecnici nel turismo e noi abbiamo costruito un ITS, anzi 3, che rispondono a queste esigenze. Ecco, mettere in stretto collegamento il mondo del lavoro, delle esigenze economiche con il mondo della formazione è un risultato vincente molto veneto.